Nome di Lu Patri, di Lu Figlio e di Lu Spiritu Santo. Terzo giorno. Già disposta di partire, la Gran Vergine Maria allo sposo mise a dire, inginocchiata, umile e pia: chi sta grazia facitimi, sposo mio, benedicitimi. San Giuseppe a chisto eccesso d'umiltati senza pari, ripugnando già se stesso, non sapeva che giù che fare, ma forzato a botti spessi, c'umiltà la benedisse. Dopo state d'umiltati, San Giuseppe parla e dice: sposa mia, contenti state, su cu voi sogno felice, però solo patiremo, non ci ha lasciata chi faremo. Arrivati in Betlemme passerà lo nostro affanno, perché certo con voi insieme tutti a noi riceveranno. Io già tanti parenti, buoni amici e conoscenti. Li miei amici e li parenti, invidendomi affacciare, tutti allegri e risulenti, ne verranno ad inconciare. Bene assai ne tratteranno, c'era buona ne faranno riposare se noi stanchi arriveremo, ne daranno di mangiare se per via noi patiremo. Così spero a senso mio, se lo voli lo mio Dio. Ma la savia Maria, con un sospiro doloroso, cacchio affanni prevedia, così parla allo suo sposo: ah, mio sposo, si farà la divina volontà. Quanto Dio vuole e dispone sia la nostra contentezza. Non tememo afflizioni, né curamo no allegrizza. Sia la nostra confidenza la divina provvidenza. Se saremo rifiutati e di tutti sconosciuti, o saremo rispettati e di tutti ben voluti, dirò sempre, o sposo mio, di ringrazio mio Dio. Ninna a Gesù bambino. Via venite, angeli santi, sinfonii belle faciti, con li vostri dolci canti, a Gesù su addormisciti, e tu sonno, veni, fa la vo, Gesù mio bene. Se ne venne già lo sonno, dopo tanto lagrimare, li suoi chiuzzi più lomponno si incomincia a pennecare. Già lo figlio è addormentato, oh mio Dio, figliuzzo amato.